Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Presidente Simone De Giosa, qui oggi agli impianti sportivi di Favaro Veneto in via Monte Cervino ci sono degli importanti tornei dedicati al mondo giovanile. Ce li vuole illustrare? Sì, buongiorno. Quest'oggi abbiamo il torneo Memorial Nane Longega, che è praticamente un torneo di mini rugby che ricopre le categorie dalla 8 alla 12, e in più c'è stato all'inizio anche un gioco per i ragazzi delle prime mete under 6. Mentre questa sera dopo ospiteremo il primo torneo Serenissima, che vede contro le squadre under 14 della provincia di Venezia, e invece in contemporanea il trofeo delle Lady, che invece prevede le squadre del femminile della regione Veneto. Perché ricordiamoci che anche alla luce degli importanti risultati nazionali e internazionali il movimento del rugby femminile è in continua crescita. Sì, noi quest'anno, dalla scorsa estate, abbiamo iniziato appunto a portare avanti il progetto del rugby femminile con la Under 14, che ci ha dato un gran successo, e abbiamo pensato, appunto, visto che univamo il maschile, abbiamo pensato non potevamo non avere anche il femminile allo stesso tempo, per cui insomma stiamo portando avanti il progetto femminile che sta dando grossi successi. Facendo un passo indietro e parlando della persona a cui è intitolato questo torneo, cioè Nane Longega, chi era Nane Longega? Lo vogliamo ricordare? Nane è stato uno dei fondatori della San Marco, un ex atleta, un ex giocatore, un ex allenatore, dirigente, collante del fondatore delle Mummie, collante di tutte le persone che sono state qui, insomma è praticamente un pezzo di questo club. Tornando a parlare dei tornei della giornata odierna, basta sentirlo dalle urla in sottofondo, è un torneo che veramente, complice anche il tempo che fortunatamente ha retto, sta coinvolgendo tantissime persone, non parliamo solo dei mini atleti ma anche di genitori, di amici, di gente sugli spalti e non solo. Sì, il tifo qua da noi non manca mai, e quindi devo dire che è stata tutta una bella atmosfera, è stata una giornata di sport dentro e fuori dal campo a 360 gradi, devo dire che è stato veramente molto bello quest'oggi, devo dire grazie a tutto lo staff che ha organizzato il torneo, perché senza di loro penso non ce l'avremmo mai fatta. Per quanto riguarda il movimento del rugby del Venezia Mestre San Marco, come si sta muovendo, oltre naturalmente a queste manifestazioni odierne, e quali sono gli obiettivi? Noi ci stiamo muovendo all'interno del comune con progetti all'interno delle scuole, coinvolgendo sempre più ragazzi, con calma stanno rispondendo sempre positivamente, e stiamo continuando quindi a incrementare i nostri numeri nelle giovanili. Quello che stiamo facendo dopo è il progetto femminile, stiamo allargando il tutto anche dopo c'è il discorso della prima squadra, che è una cosa a sé, ma anche lì è tutto un progetto per il futuro, e quindi noi stiamo sostanzialmente seminando per avere una prima squadra completamente interna che possa competere ad alti livelli. Se un ragazzino o un bambino volesse intraprendere questo sport della palla ovale, lei gli direbbe: venite appunto a giocare qui al San Marco Rugby, perché? Devono provare, nel senso che perché qua c'è un clima diverso che magari in altri sport non si trova, e noi accogliamo tutti, siamo sempre inclusivi, e quindi la cosa bella è divertirsi, ci si diverte in campo in maniera più o meno agonistica in base alla categoria, e dopo ci si diverte anche fuori, insomma oggi è stata una grande festa. Presidente Sandro Trevisan, siamo qui negli impianti sportivi di Favaro Veneto, dove c'è un partecipatissimo torneo giovanile, e non è che uno dei tanti, un torneo importante certo, ma uno dei tanti qui in Veneto che si stanno disputando in questa stagione. Sì, decisamente è un periodo che ogni domenica ci sono tantissimi tornei che sono delle feste sia per i ragazzi, le ragazze e per le loro famiglie. Devo dire che la partecipazione è enorme, perché mediamente ogni torneo ha dai 700 ai 1200 atleti partecipanti,
e quindi è una conferma di quanto il rugby veneto sia molto attivo e molto vivace. I club sono partecipi, i volontari sono tantissimi, perché per organizzare tornei di questo tipo servono veramente tantissime persone. Anche perché non ci stancheremo mai di ripeterlo, il cosiddetto dietro le quinte è fondamentale, perché se non ci fosse non potrebbero esserci neanche questi tornei. Sì, assolutamente, chiaramente ci sono tante persone che aiutano, la maggior parte dopo sono anche dei genitori che magari non provengono neanche dal mondo del rugby, ma come lo conoscono si appassionano in maniera molto forte, perché cominciano a percepire quelli che sono i valori che vengono messi a disposizione dei loro figli e delle loro figlie, e quindi capiscono che questo è un movimento che genera cultura, che genera valore e che genera educazione fondamentalmente. Quindi bisogna anche ringraziare chiaramente tutti gli educatori e gli allenatori che si dedicano settimanalmente alle ragazze e ai ragazzi, perché devo dire che ho sempre pensato che gli allenatori e gli educatori e le educatrici siano veramente una parte fondamentale del nostro movimento. Loro si dedicano veramente, a volte con dei piccoli rimborsi spese, dedicano tantissime ore della loro vita. Senza di loro sarebbe veramente difficile, quindi non mi stancherò mai di ringraziarli abbastanza. Presidente, in base alla sua esperienza di ex rugbista, nel senso di ex giocatore rugbista e ora di attuale presidente, che cosa spinge un atleta ad intraprendere la strada per questo sport, cioè la palla ovale? Beh, sicuramente io penso sia comunque il fascino del contatto fisico, innanzitutto, della prova, della forza, perché dopo altre cose si capiscono e si conoscono solo chiaramente praticando il rugby. Quindi all'inizio penso sia proprio il fatto di mettersi alla prova nel confronto di altri ragazzi e altre ragazze, quindi questo penso sia la sfida vera. Si parlava prima del fatto che questo è un torneo che si colloca in una miriade di altre manifestazioni. Quali saranno le prossime, non solo per quanto riguarda il veneziano, ma anche per quanto riguarda la regione in generale? Beh, abbiamo tornei praticamente ogni settimana. Adesso il prossimo c'è un torneo a Pordenone che fa parte del Friuli, però è una regione che comunque noi seguiamo da vicino come comitato regionale. Dopo avremo il torneo di Asolo, il torneo di Paese, ci sarà il torneo Città di Treviso, quindi ogni domenica siamo in attività e veramente le società sono meravigliose, perché organizzare un torneo di queste dimensioni vuol dire sono mesi di lavoro. Oggi una importante novità all'interno del Memorial Massimo Nane Longega, c'è il primo trofeo delle dame veneziane. In che cosa consiste? Consiste in un torneo, un triangolare prettamente femminile, categoria under 14, perché è l'evento di quest'anno, in quanto a Favaro non c'è mai stato un settore femminile giovanile e quindi era giusto promuovere le ragazze che si stanno impegnando tanto quest'anno. Come si svolgerà questo torneo? Come si svolge? Qual è la formula? Allora, la formula è un torneo a girone all'italiana e siamo 5 squadre unite, e l'unione di San Marco Rugby Venezia Mestre con Valsugana, Mirano con Rebels Vicenza e Villorba. E l'unione di queste squadre è per far sì che tutte le ragazzine possano giocare, perché non in tutte le società ci sono i numeri atti a poter svolgere la partita, che sarà svolta a 7 a metà campo. Quindi fare rete per portare più ragazze possibili a conoscere questo affascinante sport. In una parola, l'unione fa la forza. Assolutamente sì, è il nostro motore di forza, proprio l'unire le ragazze e promuovere lo sviluppo del rugby femminile dal settore giovanile, per poi un domani si spera arrivare anche alla senior.
Tu hai anche praticato questo sport, oltre ad essere a livello manageriale adesso un'organizzatrice? No, non l'ho mai praticato, ho sempre fatto l'accompagnatrice prima, in quanto entrambi i miei figli hanno giocato, mia figlia continua a giocare, attualmente milita nel Valsugana Rugby in prima squadra e quindi l'ho sempre seguita. In questo mi è stato proposto l'aiuto nello sviluppo e nella promozione qui a Favaro, alla San Marco, dove per me è casa, e ovviamente ho accettato con grande piacere